Sì. Vieni di là, passiamo di là. Vieni a vedere.
sorelle, condividiamo con la Reverenda Madre Generale Maria Luciana, le consorelle tutte figlie di San Giuseppe, il signor Sindaco e l'amministrazione comunale, la gioia per avere con noi di nuovo il padre Felice Prinetti. Sicuramente con lo spirito e con il ricordo non è mai stato assente da questa comunità e ovviamente anche dalla comunità delle figlie di San Giuseppe. Sicuramente la sua presenza è molto più forte delle sue spoglie mortali e sarà anche una garanzia che non solo sarà una presenza silenziosa, ma sarà accompagnata dalla preghiera di tante persone che mi auguro vengano nella casa madre dove riposerà per pregare per la sua intercessione, sicuramente per il bene della congregazione delle figlie di San Giuseppe, ma con un orizzonte molto ampio e molto vasto, oltre che per il bene di questo Paese, per il bene della Chiesa universale. Preghiamo per la sua intercessione perché in questo momento susciti la partecipazione di tanti cuori, perché possiamo ritrovare l'entusiasmo della gioia del Vangelo, dell'annuncio della grazia e della misericordia di Dio. Con questi sentimenti recitiamo insieme ora la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato per rinnovare la nostra fiducia in Dio, Padre di misericordia, e l'amore fraterno e la comunione con tutti quanti i cristiani, i non cristiani e tutti quanti i figli che portano l'immagine di Dio nella loro coscienza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Coloro che desiderano possono rimanere in chiesa per pregare. La celebrazione eucaristica, la concelebrazione avrà luogo qui alle ore 16, se non sbaglio. Buona mattinata.